Allora, eccoci qua, stiamo discutendo di varie cose, varie tematiche sono entrate. Io volevo anche in questa parte qui della trasmissione, perché poi secondo me richiederebbe ancora tanto tempo. Però, visto che quest'anno Digital Meet si è volta verso l'intelligenza artificiale, perché se ne parla tantissimo, perché il tema odierno, oltre all'hackeraggio, è un'altra questione. L'intelligenza artificiale spaventa, è un'opportunità? Come la vede Gianni Potti? A domanda secca, risposta secca. Io non la vedo, l'intelligenza artificiale la vedo come un'opportunità e non un rischio, mi spiego meglio. Ognuna di queste cose, l'ho detto prima, privacy, etica, cyber security, cioè saper governare quell'aggeggio che abbiamo in tasca o il televisore che abbiamo davanti, qualcosa di digitale è fondamentale per governare e non essere surfati dall'onda. Ma sia che tu faccia skill nuovi o reskill, si dice oggi, che vuol dire tradotto? Che vuol dire riconfigurarsi per il nuovo, le competenze, o formare i formatori, che è un altro aspetto fondamentale, perché se c'è il professore universitario che non si è mai occupato del digitale ma della vecchia informatica, fa fatica a raccontare cos'è cambiato negli ultimi 20 anni, a meno che non si applichi per studiare il nuovo. Ecco, credo che questo passaggio sia il passaggio vero che manca oggi in Italia, e dicevo prima che il traffico va anche in qualche modo coordinato e seguito. Due curiosità sull'intelligenza artificiale: pochi sanno che il termine è stato coniato mese più mese meno nel 1956, il che vuol dire che per sono 30-40 anni esisteva questa, non è una novità assoluta, è deflagrata sul mercato da un paio d'anni, e l'esempio che io faccio sempre per dire quanto ha invaso le nostre menti, ma assolutamente io non mi faccio spaventare e non c'è motivo, poi lo spiego in 2 secondi, che quando se è vero che la pubblicità, voi che fate televisione, è un po' il metro del mercato, quando apro la televisione la sera, metà degli spot c'è Yannick Sinner che fa la pubblicità, perché è un ottimo promotore. L'altra metà è l'intelligenza artificiale citata in un modo o nell'altro. Questo per dire cosa? Che sono 2 soggetti positivi, questo è uno sportivo, questo è un prodotto del digitale, che sono oggi in voga, con un'avvertenza. Qui non stiamo parlando di Blade Runner o altri film incredibili. Il robot, come l'intelligenza artificiale che guida in parte i robot, come l'intelligenza artificiale che ci dà un sacco di cose buone, pensate alla telemedicina, la medicina a distanza, tutto il tema della salute, tutto il tema dei vaccini, la genomi, tutta la parte medica, del benessere, della cultura, del turismo, insomma di tutti i settori. L'intelligenza artificiale a questi settori può solo portare bene. A queste professioni nuove che stanno nascendo, sabato mattina eravamo con Laura in un dibattito con le content manager, quindi coloro che gestiscono i contenuti e hanno 1,5 milioni di iscritti a Instagram ciascuna di queste ragazze, e si sono inventate una professione. Ecco, tutto questo pacchetto che ho citato così per sommi capi ci dà l'idea di qualcosa di innovativo che può far crescere il mondo. C'è però un tema: la battaglia dell'intelligenza artificiale e del digitale oggi se la stanno giocando alla grandissima Stati Uniti e Cina, questo è poco ma sicuro, su tutto, sui telefonini, su tutto. La parte hardware, l'Europa, non l'Italia, è fuori, oggi è fuori, perché abbiamo fatto un documento che è proprio il minimo, tra l'altro un documento che è un tomo di 400 e passa pagine, 600 quante sono, e che doveva semplificare, figuratevi, che è lo IA Act fatto dall'Unione Europea. L'Europa oggi fa fatica, l'Italia anche peggio, vedi i dati che abbiamo detto prima, quindi è da fare subito, e quello che chiediamo alla politica di occuparsene, non dire solamente sì facciamo e poi non si fa nulla. Ci sono alcuni politici bravi che poi operano,
ma molti lo citano all'intelligenza artificiale in tutti i discorsi, in tutte le salse, ma non sanno neanche cos'è. E che cos'è allora, dottoressa, semplificando al massimo? Allora, l'intelligenza artificiale è la rivoluzione, l'ennesima rivoluzione digitale della nostra epoca, e l'intelligenza artificiale è una grande quantità di dati che ovviamente possiamo avere grazie al fatto che in questi ultimi decenni noi per primi abbiamo immesso dei dati all'interno dei sistemi. Informazioni, di tantissime informazioni. Dati che diventano informazioni, perché il dato da solo non è informazione, ma il dato assieme ad altri dati crea informazione. Quindi il potere dell'intelligenza artificiale è la rapidità con cui delle macchine possono leggere questi dati, cioè rielaborarli in qualche modo. Esatto, e restituirci delle informazioni, cosa che la mente umana non potrebbe fare con la stessa rapidità, con la stessa velocità. Infatti una delle applicazioni, come diceva Gianni poco fa, è anche quella della medicina, cioè adesso si sta lavorando molto con l'analisi dei dati relativi ovviamente alle ricerche, alla ricerca scientifica, e quindi questi dati e queste statistiche che negli anni sono state elaborate, se vengono inserite all'interno di una macchina ci possono restituire magari delle soluzioni che poi evidentemente l'uomo deve continuare ad analizzare, deve anche mettere in discussione senza dubbio, ma che possono essere la base di nuovi studi, con una rapidità ed una velocità che appunto non riusciremmo ad avere se dovessimo metterci a analizzare dato per dato ogni giorno. E quindi diciamo che l'intelligenza artificiale ha bisogno ancora dell'uomo, perché l'intelligenza artificiale è una macchina, e la macchina ovviamente, come dice Federico Faggin, che è stato nostro ospite a Digital Meet quest'anno come lo scorso anno, ed è l'inventore del microchip, cioè l'inventore alla fine dei computer che usiamo tutti i giorni, dice che ovviamente l'uomo è fondamentale, la consapevolezza e quindi la coscienza, perché la macchina oggi, almeno per oggi ancora, non ha una coscienza. Quindi possiamo utilizzare in modo consapevole i dati e l'intelligenza artificiale, quindi le macchine che utilizzano questi dati, cercando di trarre il massimo beneficio, quindi sia a livello di processo industriale, sia nella pubblica amministrazione, perché anche nella pubblica amministrazione è già utilizzata l'intelligenza artificiale per fornirci alcuni servizi, e così come nell'ambito della salute, della medicina e della ricerca scientifica. È un tema molto complesso, non dobbiamo essere tutti degli esperti di intelligenza artificiale, ma dobbiamo comunque avere quelle competenze minime che ci consentono di poter capire anche se un dato diciamo, deriva da un'analisi che porta ad una fake news, quindi quelle che leggiamo purtroppo molto spesso come informazioni che ci vengono restituite, ma non sono ovviamente realistiche, e dobbiamo poter essere abbastanza critici per poi analizzare queste informazioni. Che non è così semplice, così automatico, attenzione, non è semplice, perché purtroppo questo è un altro aspetto importante. L'altra questione dei grandi temi quando si parla di intelligenza artificiale, a parte la conoscenza, comprendere cos'è, porterà via lavoro alle persone, no? Questo è il grande tema, cioè, quindi andrà ad impoverire. Questo è un domandone, mi gioco il jolly. No, a parte, intanto va spiegato, l'ha detto bene Laura, che l'intelligenza artificiale interviene su azioni ripetitive. Quando si ripete un processo, più veloce possibile, pesca i dati, quindi qualcosa che magari agli uomini può anche essere risultare. Ma ci vuole sempre l'uomo che dà il via, o che chiude o accende il percorso, quello che c'è da fare. Questo intanto per permettere. Posti di lavoro. Allora, l'ultima stima dell'Unione Europea ci dice che entro il 2030 verranno persi, se non si interviene in fretta, qualcosa come 20 milioni di posti di lavoro causa l'intelligenza artificiale. Spaventoso, È un dato spaventoso, però, c'è un però. Ci sono una serie di professioni, data scientist, cyber security, quelli con la realtà aumentata, io li chiamo gli architetti di oggi, gli agricoltori verticali, insomma ci sono una trentina di professioni che stanno nascendo, e fra 6 mesi ne avremo altre 30, cioè c'è un mercato del lavoro in movimento rapidissimo, lavori che ahimè stanno diventando obsoleti,
e altri che diventano interessantissimi. Cosa per dire, chiedo scusa, proprio 10 secondi, per dire che alla fine il saldo sarà, dal mio punto di vista, uguale se non superiore. Ma perché? Perché tutte le rivoluzioni della storia, ne ha fatto cenno Laura all'inizio, chiamasi quella a vapore con la sparizione delle stazioni e l'arrivo del treno, che sembrava che tutto sparisse e fossero licenziati i cocchieri, e invece sono stati ripresi molti più ferrovieri nel tempo. Può valere per la rivoluzione del 4.0 con il processo produttivo che è stato accorciato con la linea di produzione. Insomma, ogni rivoluzione, la prima, la seconda, la terza, la quarta, alla fine ha prodotto più posti di lavoro di quanti ne ha persi. Quindi anche questa volta succederà così. Sì, ma lo chiedo anche alla dottoressa, indifferente, ma non si rischia quindi che una fetta di popolazione che non ha competenze STEM, che è meno istruita, meno digitalizzata, meno, possa essere tagliata fuori? Come in tutte le rivoluzioni, diciamo, c'è sicuramente una fase di adeguamento, c'è una fase in cui sicuramente una parte della popolazione soffre di più, nel senso che può non avere competenze sufficienti per affrontarla. Devo anche dire che in questa trasformazione digitale, quindi in questa rivoluzione che stiamo vivendo, abbiamo tantissime opportunità per formarci, molte più di quanto non abbiamo avuto nelle precedenti cambiamenti epocali. Essere di nuovo, essere curiosi, quindi, informarsi. Senza dubbio abbiamo questa opportunità. Devo anche dire che dobbiamo sicuramente affrontarla con meno timore. Io sto percependo molta paura in questa trasformazione digitale e in questo passaggio a intelligenza artificiale, metaverso, tecnologie così impattanti sulla nostra vita, però sto anche vedendo che i cittadini, pur non sapendo, stanno utilizzando queste tecnologie, perché banalmente acquistiamo degli elettrodomestici che già integrano della domotica, quindi integrano queste tecnologie, con loro ci parliamo, perché molti di noi hanno a casa dei dispositivi con cui parlano e dialogano, quindi devo dire che magari abbiamo paura, ma allo stesso tempo abbiamo già approcciato questa tecnologia, dobbiamo solo averne una maggior consapevolezza. Se posso, solo l'ultima cosa, vorrei dire ai più giovani che hanno la possibilità di intraprendere dei nuovi percorsi, delle nuove strade professionali come quelle accennate da Gianni, di non aver timore di intraprenderle, perché molto spesso le materie scientifiche, soprattutto dalle donne, e lo dico da donna che questa sera è l'unica, diciamo, che interviene su questo tema, però non abbiate paura di affrontare un percorso scolastico universitario dove si insegna matematica, dove ci sono le materie informatiche e STEM. Questo lo voglio lanciare a favore anche di tutte le ragazze che magari ci ascoltano. Grazie mille. Due dati buoni. Velocissimo. Noi parliamo di transizione digitale, come diceva Laura, e praticamente è in corso questo passaggio. In questo passaggio le famose materie STEM, finalmente da quest'anno, ce lo riferivano giusto l'altro giorno, le ragazze sono in crescita anche a matematica e a ingegneria. Questo è un bel segnale, perché se le donne vengono a dare una mano in questo settore ci sarà creatività, entusiasmo, un cambio di marcia. E sensibilità anche maggiore. Sì, assolutamente sì. Allora, ci sarà ancora tanto da dire, speriamo ancora di avere l'opportunità di avervi ospiti per poterne parlare, perché è molto importante fare cultura di queste tematiche che risultano a volte un po' farraginose e difficili, ma in realtà più se ne parla più diventano alla portata di tutti. Quindi Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica e Founder Digital Meet, grazie di essere stato qui con noi. La dottoressa Laura Aglio, che si occupa del comitato scientifico di Digital Meet, grazie anche a lei. A entrambi buon lavoro, a voi cari telespettatori invece lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo ancora insieme tra poco.